Tentato omicidio a Jesolo, un uomo ha coltellato alla gola il vicino di casa, un romeno di 58 anni, ora è ricoverato in gravissime condizioni a Padova. Arrestato l'aggressore, rintracciato dai carabinieri al bar. Pensionato vicentino muore mesi dopo un intervento a cuore aperto, sospettato il batterio killer che si annida nella macchina per la circolazione extracorporea. Rapinavano anziani in abitazioni isolate, svolta nelle indagini su una banda di 4 rapinatori accusati di colpi in diverse province venete. Interrotta la latitanza dorata di un 52enne di paese evaso dopo una condanna per droga, era scappato in Thailandia dove viveva da nababbo nell'isola di Phuket. 84enne in bocca contromano e affari spenti la tangenziale di Treviso, panico ieri sera tra San Giuseppe e Terraglio, l'anziano bloccato da una volante della polizia. Maltempo nei prossimi giorni, in arrivo vento, pioggia e neve, anche in pianura scatta l'allerta meteo in Veneto tra venerdì e sabato. Un laser in grado di rendere polvere i calcoli renali, uno dei primi macchinari simili nella sanità pubblica italiana, è stato acquistato dal reparto di urologia del Sant'Antonio di Padova. Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca con la notizia di un tentato omicidio a Jesolo. Un uomo ha coltellato alla gola il vicino di casa, un romeno di 58 anni, ora ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Padova. L'aggressore era andato al bar e lì è stato arrestato dai carabinieri. Ma ci aggiorna in diretta telefonica da Jesolo Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da San Donà di Piave, dove ieri sera intorno alle 22 è giunta una chiamata ai carabinieri. Un cittadino ha riferito di essere arrivato nell'abitazione di un suo amico, un rumeno di 58 anni, in via Olanda, Jesolo Lido, proprio chiamato da quest'ultimo, e di averlo trovato sul letto con una profonda ferita alla gola, in stato d'agonia. Sul posto è giunta immediatamente una pattuglia insieme ad un'ambulanza del SU M118 e i militari intervenuti sono riusciti a raccogliere in extremis la testimonianza della vittima, che ha mosso delle precise accuse nei confronti di un italiano sessantenne suo coinquilino, che però in quel momento non c'era. In realtà è stato rintracciato poco dopo nei pressi di un bar della zona, proprio dai carabinieri. Nel frattempo la vittima, che è stata prima trasportata d'urgenza all'ospedale di San Donà e poi ricoverata a Padova, dove si trova tuttora, è in prognosi riservata e in pericolo di vita. L'appartamento è stato posto sotto sequestro per permettere i rilievi tecnici che sono tuttora in corso ad opera dei carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, mentre l'arma del delitto, un coltellino con la lama di circa 10 centimetri, è stata rinvenuta proprio nell'appartamento insieme a numerose tracce che gli investigatori analizzeranno in queste ore. L'aggressore al momento non ha ammesso alcuna responsabilità, si trova comunque nel carcere di Venezia a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da San Donà è tutto, restituisco la linea allo studio. La sanità ora, perché ci sarebbe un altro caso di morte sospetta all'ospedale di Vicenza, avvenuta mesi dopo un intervento chirurgico. I familiari della vittima sospettano appunto che la causa sia il famigerato batterio killer chimera, quel batterio che si annida nella macchina per la circolazione extracorporea. Ma sentiamo. Sarebbe morto qualche mese dopo un'operazione al cuore effettuata all'ospedale San Bortolo a causa del virus chimera. È quanto sospettano i familiari di un pensionato vicentino di 86 anni, sottoposto a intervento cardiochirurgico a Vicenza e deceduto alcuni mesi dopo, nel 2017. I parenti, recuperate ora le cartelle cliniche e tutta la documentazione sanitaria, sono convinti che il decesso avvenne a causa di quel famigerato batterio e ora sono pronti a fare causa all'ospedale vicentino. Al virus viene imputata anche la morte, avvenuta nel novembre scorso, del medico Paolo Demo. Su questo fatto c'è un'indagine in corso. Gli inquirenti attendono le relazioni dei consulenti. E continuiamo con la sanità, perché è allarme in tutto il Veneto per la mancanza di medici. Sentiamo.
81 medici di pronto soccorso, 31 ginecologi, 29 pediatri. Il totale dei posti a concorso arriva a 299. Sono i numeri dell'emergenza che sta vivendo il Veneto. I concorsi ci sono dalla nascita di Azienda Zero, coordinati su base regionale per far fronte alle richieste di tutta la regione. A mancare sono i camici bianchi. Siamo attivi e ritariamo continuamente le procedure concorsuali, quindi facciamo parte sempre per garantire sempre la presenza dei graduatori. Qual è il vero problema? Che rispetto al numero di posti messi a bando abbiamo una partecipazione inferiore di candidati rispetto ai posti da coprire. Un esempio, 167 posti a concorso in 2 anni nell'ULSS 6 di Padova, solo il 20% è stato coperto. Non un problema di fondi, spiega il direttore generale. Non è un problema di autorizzazioni regionali, perché la regione le autorizzazioni ce le dà tutte e nel caso specifico di Padova addirittura ci ha dato 26 dirigenti in più al di sopra del turnover, quindi implementando ulteriormente dirigenti medici. Il problema è che non si trovano e non è neanche un problema, dicevo, né di autorizzazioni o di soldi, perché li abbiamo disponibili. Critica anche la situazione in azienda ospedaliera. In azienda ospedaliera riusciamo abbastanza a reclutare le sostituzioni secondo il fabbisogno che abbiamo, con criticità però nei tempi rispetto alla disponibilità dei medici, perché di volta in volta aspettiamo i nuovi specializzati. Quindi ogni anno andiamo in crisi, aspettiamo i nuovi specializzati, poi riusciamo a coprire in parte le carenze che abbiamo. In alcune discipline, vedi pediatria e anestesia in particolare, abbiamo difficoltà anche noi a coprire tutti i posti liberi che abbiamo. Numero chiuso, accesso alle specializzazioni, un difetto nella programmazione delle esigenze a monte all'origine del problema. Dal Veneto, direzione Roma, partita una serie di proposte. E a rendere ancora più critica questa situazione ci si mette ora anche il picco dell'influenza. Proprio questa mattina il bilancio ministeriale, siamo a 39 decessi in Italia per influenza, con un'impennata proprio in quest'ultima settimana di gennaio. Nel nostro territorio, per esempio nella provincia di Treviso, l'incremento di ricoveri appunto in questi ultimi giorni è del 20%. Sentiamo quindi a questo proposito, relativamente anche alle vaccinazioni che sono state effettuate proprio contro i virus influenzali, un'intervista al direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana, Francesco Benazzi. Abbiamo il pronto soccorso sotto pressione e noi, la direzione, ringrazia i medici, gli infermieri, tutto il personale, gli OSS che lavorano, perché stanno facendo veramente tanto. Noi contiamo anche qui, trovando gli specialisti, ma non è facile, perché è una specialità particolare, quella della chirurgia d'urgenza, di poter sopperire a questa carenza in modo tale da alleviare oggi gli sforzi che i nostri stanno facendo in numero ridotto. E torniamo ora alla cronaca, perché c'è una svolta nelle indagini sulla banda specializzata in rapine agli anziani, soprattutto coloro che vivono in abitazioni isolate. È stata sgominata la banda accusata di avere messo a segno diversi colpi in varie province del Veneto. Sentiamo. Volti nascosti col passamontagna, guanti e tuta, entravano in azione col favore delle tenebre, prendendo di mira prevalentemente abitazioni isolate occupate da anziani, muovendosi in un ampio raggio che oltre a Padova includeva le province di Rovigo, Verona e Mantova. Le indagini che hanno portato all'arresto di 4 persone, non italiane e con precedenti, accusate di una serie di violente rapine messe a segno quest'estate, sono arrivate ad un'ulteriore svolta grazie al ritrovamento di un anello in casa di uno degli indagati, un anello riconosciuto dal proprietario. La banda non utilizzava telefoni cellulari e per introdursi in casa si serviva di un semplice piede di porco. Ed ora a Venezia, violenza sessuale sui colleghi, la procura deposita una richiesta di rinvio a giudizio. Su questa scabrosa vicenda ci aggiorna al telefono Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno, e come avete detto da studio sarà il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Venezia a stabilire se l'ex dirigente regionale accusato di avere molestato sessualmente alcuni giovani dipendenti in servizio al Palazzo Grandi Stazioni dovrà andare a processo. La richiesta di rinvio a giudizio per l'uomo, un 60enne veneziano,
è stata presentata dalla Procura, che sul caso ha chiuso le indagini. Secondo l'accusa l'uomo avrebbe approfittato della sua posizione per millantare il suo interessamento nei confronti di giovani colleghi assunti con contratto a termine in cambio di favori sessuali. I fatti risalirebbero a tutto il 2011. Negli atti sarebbero finiti episodi di palpeggiamenti delle parti intime di almeno 4 persone che, per aver opposto il rifiuto all'approccio intimo, si sarebbero visti prospettare condizioni di lavoro difficili. Il dirigente, sospeso per 4 mesi, oggi è in pensione. È tutto, a voi. Torniamo in provincia di Treviso perché è stato arrestato in Thailandia un latitante che era evaso 7 anni fa dagli arresti domiciliari. Sentiamo. Tradito dal segnale del suo telefonino, seppur da un altro continente. Protagonista Daniele Lollo, un 52enne con residenza a Paese, dove doveva scontare gli arresti domiciliari per spaccio di droga. 7 anni fa era riuscito a dileguarsi e a scappare in Thailandia. Una fuga clamorosa, rocambolesca, che l'aveva portato ad una latitanza dorata fatta di acque cristalline, spiagge dorate, divertimenti di ogni tipo nella meravigliosa cornice dell'isola di Phuket. Però del caso gli investigatori italiani non si erano certo dimenticati e martedì scorso la latitanza del malvivente trevigiano è arrivata finalmente a capolinea. La cattura è stata, come per la fuga, altrettanto avventurosa. L'uomo è stato localizzato grazie al segnale del proprio smartphone, pedinato a lungo e fermato mentre stava parcheggiando il suo scooter, mezzo con cui abitualmente il malvivente si spostava. Lollo è stato arrestato dagli uomini dell'Interpol thailandese con la collaborazione del Servizio della Cooperazione Internazionale della Polizia di Stato. Il 52enne ora si trova rinchiuso in un centro di detenzione della capitale thailandese, in attesa di essere estradato in Italia e raggiungere il carcere di Santabona a Treviso, dove continuerà a scontare la pena con l'aggiunta dell'inevitabile condanna per evasione. E singolare furto di giocattoli ieri a Fontane di Villorba nel Trevigiano. Una banda specializzata ha fatto sparire diverse scatole di costruzioni della Lego, anche alcune di particolare valore, e complessivamente si tratta di un bottino di 6.000 euro. Sentiamo. È proprio vero che certi giocattoli vanno letteralmente a ruba e da ieri le scatole di costruzione della Lego rientrano in questa singolare lista dei furti. Ne sanno qualcosa i commessi del Center Casa di Viale della Repubblica a Fontane di Villorba, rimasti sbalorditi di fronte agli scaffali letteralmente svuotati del reparto giocattoli. Una vera e propria azione pianificata in ogni particolare da una banda specializzata in furti del genere. Stando alla ricostruzione della polizia, alcuni componenti, fingendosi clienti, avrebbero prima girovagato per il negozio, per poi dirigersi verso la zona dove erano esposte diverse confezioni dei Lego, solici mattoncini per costruzioni. In pochi minuti hanno manomesso il sistema d'allarme di una uscita di emergenza, per poi caricare con dei complici all'esterno diverse confezioni, alcune anche di grande valore per i collezionisti. Il tutto per un valore complessivo superiore ai 6.000 euro, un vero colpo da manuale per una banda che avrebbe già agito in altri negozi delle province di Padova e Venezia. Solo il caso ha evitato il peggio. Ieri sera in tangenziale a Treviso un 80enne alla guida di un'utilitaria ha fatto confusione ed ha preso contromano il tratto di strada che dall'aeroporto porta verso San Lazzaro ed il Terraglio, il tutto intorno alle 19:30 in un momento di alta intensità del traffico di rientro in tangenziale. Il risultato è stato che diversi automobilisti si sono visti l'auto davanti, riuscendo per fortuna a schivarla data la moderata velocità tenuta dall'anziano, che pochi minuti dopo è stato bloccato dalle pattuglie della volante e successivamente preso in consegna dalla polizia locale per il ritiro della patente e relative sanzioni. Torniamo ora a Padova perché procede il piano di risanamento di via Anelli, prossima tappa l'acquisizione di tutti gli appartamenti da parte del Comune. Nelle ultime ore altri 2 espropri sono stati completati dal Comune di Padova, relativi al complesso Serenissima di via Anelli. Entro il fine giugno l'amministrazione vuole avere la proprietà di tutti i 6 condomini per avviare il progetto di abbattimento e riqualificazione. A tutti i proprietari rimasti, circa 140, è stato proposto l'acquisto del loro appartamento a un prezzo di circa 30.000 euro. In caso di situazioni particolari, 24 abitazioni in tutto, soprattutto legate a eredità complesse, si procederà all'esproprio alla stessa cifra.
Tra giugno e luglio dunque inizieranno i lavori di demolizione che consisteranno nello smontare pezzo per pezzo i condomini prima dell'abbattimento finale. In quell'area, lo ricordiamo, sorgerà anche la nuova questura. Ancora nel veneziano, auto fuori strada all'incrocio maledetto di Pianiga, famiglia fortunatamente illesa, ma la bimba di 3 anni dopo l'incidente non vuole più salire in auto. L'appello della famiglia al primo cittadino di Pianiga: bisogna mettere in sicurezza quell'incrocio, quella strada. Sentiamo. È il disegno del terribile impatto. Beatrice, 3 anni appena, dopo lo scontro è ancora sotto shock. All'asilo ha usato solo il pennarello nero per realizzare lo schizzo di quello che è stato il momento in cui lei e la sua famiglia hanno temuto il peggio, come racconta papà Denis. Tra tutti i colori che c'erano ha preso un colore, il pennarello nero, e su un foglio bianco ha cominciato a fare tutti degli strisci. Dal disegno alle foto, ecco come è ridotta la BMW dopo l'incidente, tutta accartocciata, vorrei solo un ammasso di lamiere. I 3 occupanti, papà di 39 anni, mamma di 37 e la bimba più piccola di appena 3 anni, trasportati al pronto soccorso di Dolo alla famiglia di Noale. Sono tutti ammaccati con lesioni varie, 15 giorni di prognosi, famiglia però viva, per miracolo, racconta lo stesso papà Denis. L'auto ci ha salvato, perché è stata l'auto che sicuramente ha fatto una grande parte del lavoro. Io, mentre stavamo catapultati, insomma, mentre giravamo, mi sono sganciato dalla cintura, sono sbalzato addosso al vetro davanti, sono andato sopra la mia compagna e sono arrivato nei posti posteriori. A quel punto, quando la macchina si è fermata, sentivo piangere, urlare. Io ho capito che eravamo vivi. Ed ecco quel che resta del furgoncino bianco che ha tagliato loro la strada e condotto da un 31enne di origini albanesi, con il seggiolino letteralmente squarciato che si trovava invece nell'auto e quello della sorella più grande. Per fortuna, al momento dell'incidente non c'era. Il del libero scontro all'incrocio tra le vie Marinoni e Volpino a Pianiga il giorno dell'Epifania verso le 13. Ed ora Beatrice, sebbene a distanza di giorni ancora sotto shock, la richiesta di papà Denis al sindaco di Pianiga: mettere in sicurezza l'incrocio rafforzando i presidi, segnalando meglio prima il cartello di stop e installando qualche dosso per costringere i veicoli almeno a rallentare in prossimità dell'intersezione. Adesso faremo un percorso da una psicologa, andremo sabato, che ha voluto vedere subito il disegno e avrebbe avuto disponibilità a marzo questa persona. Invece, vedendo il disegno, ha detto: guardi, io di sabato non lavoro, però voglio vederla. Linea alla regia, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei telegiornali di Antenna 3, torniamo a parlare di reddito di cittadinanza perché sentite che cosa accade a Villafranca Padovana. Coppia di fatto convivente, anzi no, meglio coinquilini single. In questo ultimo periodo si è registrato un incremento di precisazioni che sono state fatte all'anagrafe del comune di Villafranca Padovana. Molti si sono recati in municipio per dichiararsi single o per una separazione consensuale. La segnalazione degli uffici è arrivata all'attenzione del sindaco Luciano Salvò, che poco crede alle coincidenze. Da aprile infatti la manovra finanziaria voluta dal governo fornirà il reddito di cittadinanza a coloro che non hanno lavoro e hanno un ISEE molto basso, e quindi i single sono una categoria che più facilmente rientra nei requisiti. Il reddito di cittadinanza prevede la possibilità di ottenere appunto l'agevolazione per le persone che in qualche modo, pur convivendo, non abbiano vincoli di sangue o vincoli di carattere giuridico e nemmeno vincoli di carattere affettivo. Il sindaco promette controlli e impieghi socialmente utili per coloro che rientrano nei requisiti del reddito di cittadinanza come previsto dalla legge, invitando però al rispetto delle regole. Se questi dati in qualche modo riusciamo a rilevarli in uno dei comuni come questo, che riguarda un territorio, quello del nord o del nord-est, dove tendenzialmente non c'è mai stata questa grande richiesta di assistenzialismo, non oso pensare alla dimensione che può acquisire questo fatto a livello nazionale. La popolazione di Villafranca Padovana intanto scherza su questa notizia e molti dicono di preferire la dolce metà.
Preferisce la moglie o diventare single per avere il reddito di cittadinanza? La moglie. A me mi tengo mia moglie. Preferisco la moglie. A 65 anni che siamo insieme. Si vuole fare un po' i furbetti con questo reddito di cittadinanza? Beh, il mondo d'oggi che quando uno ha la possibilità di farlo lo fanno tutti. Io sono sposata, sto bene così, poi non so, perché trovano che con il reddito di cittadinanza lavorano meno e prendono i soldi lo stesso. È meglio tenersi il marito? È meglio tenersi il marito, sì, e anche i figli. Allarme dei pensionati della CGIL, i tagli da Roma al bilancio dei comuni veneti porteranno molte amministrazioni a ridurre i servizi oppure ad alzare le tasse per i cittadini. I tagli ai trasferimenti e la riduzione del fondo IMU-TASI contenuti nella manovra finanziaria approvata alla fine dello scorso anno costeranno ai comuni veneti 110 milioni di euro. Il dato emerge da uno studio dello SPI-CGIL del Veneto sul bilancio di previsione dello Stato per il 2019. Ogni municipio potrà spendere in media 200.000 euro in meno rispetto allo scorso anno, una cifra pesante soprattutto per i piccoli comuni, le cui amministrazioni, prevedono i pensionati, non potranno far altro che imporre nuovi tributi, approfittando della fine del blocco introdotto dal governo Renzi. Le amministrazioni comunali hanno il cosiddetto obbligo del pareggio di bilancio, quindi nel momento in cui sono tagli ai trasferimenti agli enti locali è chiaro che le amministrazioni o aumentano i tributi o tagliano la spesa o fanno entrambe le operazioni. Attraverso la negoziazione con i comuni veneti, annunciano dal sindacato, punteremo a difendere i redditi medio-bassi con particolare attenzione ai nostri pensionati che stanno vivendo un momento molto difficile. Chiederemo innanzitutto che tutte le amministrazioni abbandonino il sistema dell'aliquota unica, ancora presente in molti comuni, per seguire criteri di progressività. Chiediamo che vengano utilizzate e alzate le soglie di esenzione soprattutto per i redditi più bassi, in quanto abbiamo visto che anche lo scorso anno si è spostata la ricchezza dai redditi bassi ai redditi alti. E poi cerchiamo di fare in modo, di contenere quelle che sono le tariffe sui servizi sociali e di non penalizzare questi ultimi, perché di servizi sociali ce n'è sempre più bisogno. Torniamo ora sul caso della bolgia di sabato scorso a Treviso sotto la loggia dei Cavalieri, con tanto di intervento della polizia locale per una manifestazione di musica rap. Monumento affollatissimo, ragazzi sui muretti arrampicati alle colonne della storica loggia. Ora al sindaco di Treviso sono arrivate le scuse originali dei promotori, vediamo. Allora ci teniamo a fare queste storie, ragazze, per testimoniare che siamo qui a pulire la loggia. La sera stessa in cui hanno sentito le parole di delusione del sindaco per l'invasione di sabato scorso della loggia dei Cavalieri con ragazzi in piedi sui muretti, si sono mobilitati andando a ripulire e a rimettere in ordine non solo lo storico monumento ma anche le due piazzette accanto, e hanno inviato a Mario Conte sui social un video che li ritraeva. Delle scuse sincere e originali che hanno colpito il primo cittadino, quelle degli organizzatori della cosiddetta battaglia dei rapper. Si sono fatti vivi attraverso un'azione molto positiva, nel senso che sono andati la sera armati di scopa e paletta e hanno pulito la loggia e anche le due piazze adiacenti. In più si sono filmati su Instagram, quindi hanno usato i loro strumenti per scusarsi con l'amministrazione, con i cittadini e soprattutto per far capire che anche loro hanno a cuore il bene della città. Sicuramente lo spettacolo non era esattamente quello che era stato concordato, i volumi erano un po' troppo alti, i messaggi non esattamente in linea con la nostra visione di città. Hanno sbagliato, però adesso nei prossimi giorni li incontrerò e cercheremo appunto di costruire delle proposte per i giovani che siano più rispettose ma comunque in linea con anche questo modo di vedere la città anche per i giovani. Sabato sera era dovuta intervenire anche la polizia locale alla loggia per riportare un po' d'ordine. Il messaggio che il sindaco aveva voluto mandare ai ragazzi, più al pubblico in realtà che agli organizzatori, è quindi arrivato forte e chiaro. Sì, chi sbaglia paga, poi può capitare nella vita di sbagliare, si può rimediare attraverso le scuse e attraverso la costruzione di progetti che siano condivisi. I giovani sono il futuro della nostra città, a loro consegneremo le chiavi della città un domani e quindi è giusto che si sentano coinvolti fin da subito. Sono convinto che a fronte di questo tipo di atteggiamento da parte dell'amministrazione anche loro sapranno comportarsi meglio. Abbiamo insistito parecchio sulla pulizia perché ci teniamo a dare un'immagine positiva e civica di questo Treviso che non inquina e ricicla tutto. Yeah boy, neanche un mozzicone, tutto sul secco.
Ancora sanità, perché è uno dei primi macchinari nella sanità pubblica italiana, quello acquistato dal reparto di urologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, un laser in grado di rendere polvere i calcoli renali. Vediamo. Un raggio potentissimo in grado di bloccare il calcolo per poi colpirlo ripetutamente e renderlo polvere. Un gioiello da 273.000 euro Mosis. La piattaforma multifunzionale è entrata a far parte della dotazione dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale Sant'Antonio di Padova. Un macchinario acquistato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Negli anni abbiamo avuto una possibilità di frantumare questi calcoli e quindi poi c'era un'eliminazione dei frammenti, qualche volta devo dire anche con delle coliche. Questa tecnologia che aumenta di 6 volte la potenza del laser che avevamo precedentemente, quindi da un 20 watt siamo passati a 120 watt, ha la possibilità di polverizzare il calcolo, cioè lo rende proprio polvere, in modo che il passaggio della polvere con l'urina è assolutamente privo di problemi. Calcoli renali e anche l'ipertrofia prostatica, la più diffusa patologia senile, i campi di impiego di questa nuova tecnologia. Si tratta di, per via endoscopica come siamo abituati a fare, di enucleare il tessuto prostatico che poi viene in qualche modo frantumato e vengono aspirati i frammenti. 1500 i pazienti che ogni anno vengono curati in questo reparto, centro di riferimento oncologico, almeno 600 quelli che potrebbero essere curati con il nuovo laser. Il tempo ora, perché se sul Veneto c'è ancora il sole, a breve è attesa una fase di intenso maltempo che sta per interessare la nostra regione, con precipitazioni estese persistenti, quantitative abbondanti e nevicate consistenti, specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Proprio sulla base di queste previsioni emesse dall'ARPAV, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per criticità idrogeologica in alcune aree del territorio e per vento forte in altre zone, dalle 6 di domani mattina 1 febbraio sino alle 14 di sabato 2 febbraio. Ed è tutto per questa edizione, tra pochissimo ci rivediamo con ore 13 per parlare di economia. In studio Renzo Canal, presidente della Banca di Monastiere del Sile, ed il professor Carlo Bagnoli, docente di innovazione strategica all'Università di Venezia. Poi ancora uno sguardo alla nostra programmazione di questa sera, a 20:10 a Fergoldin è il titolo della trasmissione. In studio Nicolò Rocco, consigliere comunale del Partito Democratico a Treviso, ed il presidente del Consiglio Comunale Giancarlo Iannicelli. È tutto dunque, grazie per essere stati con noi nel dettaglio, quindi come sempre in chiusura le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino, con possibili schiarite nell'arco della giornata. Non si escludono nevicate sui confini alpini, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime comprese tra i -2 e -1 grado, massime comprese tra i 4 e i 7 gradi. Vediamo che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso, con possibili precipitazioni lungo la costa. Temperature minime comprese tra gli 0 e 2 gradi, massime comprese tra i 5 e i 7 gradi. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà molto nuvoloso su tutti i settori, con possibili deboli rovesci di neve a livello locale. Temperature minime oscillanti tra i -3 e -2 gradi, massime comprese tra gli 1 e i 2 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.